Eccoli i capolavori realizzati in piazza Marconi, presepi di sabbia rifiniti nei minimi dettagli da mani attente ed esperte. Dal 2002 ad oggi questa manifestazione ha raccolto oltre 900.000 visitatori e l'obiettivo dei promotori dell'iniziativa è quello di abbattere il muro di 1 milione di presenze. Dietro queste sculture c'è un lavoro davvero certosino. Ad ammirare queste opere d'arte è arrivata anche Miss Veneto e seconda classificata al concorso di bellezza Miss Italia 2014, la trevigiana Sara Nervo. E sono veramente felice di poter vedere che questa tradizione può diventare anche arte. È tornata a Jesolo, città che le ha regalato molte emozioni. È una città che comunque mi ha regalato molte emozioni e anche oggi quindi mi regala stupore veramente molto. Quest'anno il direttore artistico Richard Varano ha pensato ad una nuova disposizione delle opere in modo da unire la rappresentazione delle scene tradizionali del presepe affiancate ad alcune scene di vita quotidiana dell'epoca. Quest'anno le sculture che abbiamo realizzato per l'edizione 2014 sono 11 e sono tutte contornate da delle scenografie dipinte. Per questa edizione, la 13ª, è stato scelto di mettere in evidenza il ruolo della figura di Don Bosco nella speciale ricorrenza del bicentenario della nascita. Oltre al ritratto sono stati realizzati una scultura e un dipinto dedicati alle sue esperienze di vita e alla sua missione.